massacro di Noale, 14 anni di carcere, concessa la semi-infermità all'albanese che ha ucciso la moglie perché sospettata di tradimento. Bloccata la norma in difesa del Made in Italy, industrie e imprese artigiane venete firmano un appello per convincere l'Unione Europea a riprendere il provvedimento. Parcheggi gratuiti a Mestre per fare shopping, entrano nel vivo i preparativi per le festività natalizie. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Ha suscitato applauso e sollievo la notizia dell'arresto del re di Via Piave e non soltanto nel veneziano. Da tempo i residenti avevano denunciato la distruzione delle attività commerciali storiche della zona e da tempo si sospettava che dietro ci fossero attività illecite, al punto che il valore immobiliare degli edifici era crollato sul blitz della Guardia di Finanza che hanno sequestrato mezza via. Unico nel suo genere nel Veneto, oggi è intervenuta anche la FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali della provincia di Venezia, per puntualizzare che il signor Frigato, arrestato in qualità di agente immobiliare al servizio di Luca Chechepan, era un abusivo. Condannato a 14 anni di carcere, l'albanese che ricorderete ha massacrato la moglie nel marzo scorso a Noale, era un inserviente della casa di riposo, stava provvedendo alla famiglia, lui invece era disoccupato, non risulta che lo tradisse, ma lui invece aveva questo sospetto, l'ha attesa fuori dal suo luogo di lavoro e l'ha appunto coltellata e poi finita con una pietra e le ha fracassato il cranio, una vicenda che ha veramente scioccato tutta Noale e ora è finita con questi 14 anni di carcere che probabilmente saranno poi ridotti in appello. 14 anni di reclusione per Pasco Gielai, il cittadino albanese che ha ucciso per gelosia la moglie 46enne Haneh Gielai mentre tornava dal lavoro come inserviente nella casa di riposo di Noale, Santa Maria dei Battuti. Un omicidio che aveva scioccato la cittadina noalese per la brutalità e per i futili motivi. Il 26 marzo scorso le ha teso un agguato e davanti agli avventori di un bar l'ha inseguita in bicicletta e accoltellata più volte finendola. Essendo convinto che fosse ancora viva, le ha poi fracassato il cranio con una pietra. L'albanese ha sostenuto che la donna lo stava tradendo e non lesinava violenze in famiglia, anche sui due figli. La donna era sola a provvedere al mantenimento del nucleo familiare ed era riuscita a portare i figli fino al diploma, mentre Gielai era disoccupato. All'uomo è stata riconosciuta la semi-infermità mentale e dovrà scontare i primi 5 anni di reclusione in una comunità protetta. C'è comunque la possibilità che riesca ad ottenere una riduzione della pena in appello, secondo gli avvocati della difesa. E a proposito di femminicidio, nel pomeriggio di oggi è stato istituito un servizio di consulenza legale gratuita alle donne vittime di violenza domestica, concordato dalla provincia di Venezia con il Consiglio dell'Ordine Veneziano degli Avvocati. Il protocollo d'intesa è stato voluto dal presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, per contrastare le violenze domestiche, un fenomeno che i dati indicano molto elevato nel veneziano. Almeno una donna al giorno si reca nel pronto soccorso degli ospedali della provincia per lesioni e abusi spesso causati dal partner. E cambiamo argomento, parliamo di economia, buone notizie per chi vanta crediti nei confronti dell'amministrazione provinciale veneziana. L'ente è riuscito ad incassare 10 milioni e 500 mila euro dalla vendita di una parte consistente delle azioni SAVE. È riuscito a collocarle ad un prezzo medio di 7 euro per azione, riuscendo a portare il debito residuo da 104 milioni nel 2011 a soli 82 milioni nel 2012. Con questa somma Francesca Zaccariotto ha annunciato che riuscirà entro la fine dell'anno a saldare ulteriori 6 milioni di euro per opere pubbliche già finanziate. E ancora parliamo di economia e di nuovo tutta in salita la strada per il riconoscimento della qualità dei prodotti moda made in Italy, che nel Veneto dà lavoro ad oltre 100.000 persone. È arrivata la bocciatura dall'Unione Europea e nelle aziende è rivolta. Rivolta nel mondo della moda del Veneto all'indomani del ritiro del regolamento UE sul Made in. La Confindustria, la Confartigianato, la CNA e la Confesercenti Venete hanno lanciato un appello al governo e agli europarlamentari italiani affinché si recuperi il regolamento per difendere il Made in Italy. Questo provvedimento era atteso dal comparto moda in Italia da 7 anni ed è sempre stato fortemente osteggiato da Germania, Inghilterra e paesi scandinavi, i cui marchi non hanno lo stesso valore. Il Made in Italy
Italy vale l'11% del settore manifatturiero nel paese e occupa un italiano su 8 e il 60% degli occupati è costituito da donne. Nel Veneto il Made in Italy dà lavoro a 23.000 imprese, 5.000 industriali e 7.000 artigiane, pari al 20% del manifatturiero regionale veneto. La Confartigianato regionale in particolare ha puntualizzato che l'export generato contribuisce a pagare buona parte della bolletta energetica del paese. In particolare il comparto ha chiesto ai 7 rappresentanti veneti di appoggiare la dura lettera inviata al commissario UE dal ministro Corrado Passera. Senza il regolamento le imitazioni continueranno a rubare grandi fette di mercato alla produzione italiana e veneta. E intanto l'occhialeria italiana, di cui nel bellunese è concentrata buona parte della produzione, ha aumentato le proprie esportazioni negli ultimi 9 mesi del 6% rispetto al 2011. Una crescita che però non ha equivalente nel mercato interno, dove invece le vendite continuano ad essere in fase recessiva. E parliamo di Natale. Le amministrazioni comunali scommettono sui parcheggi gratuiti per evitare il flop dello shopping natalizio previsto dagli operatori economici. A Venezia e a Chioggia abolite per Natale le strisce blu. Shopping natalizio. Nel prossimo fine settimana si entra nel vivo, almeno si dovrebbe, e il Comune di Venezia rinuncia ad una fonte di guadagno, i parcheggi a pagamento per incentivare i consumi. Da domani fino al 24 dicembre scatta la sosta libera nei 6 parcheggi mestrini: Piazzale Altinate, Parco Ponci, 128 posti, Piazzale e via Santa Maria dei Battuti, 110 e 210 posti, Piazzali di via Forte Marghera, 110 e via Bissolati, 160, mentre nel parco più centrale di via Inaudi per 71 posti sarà in vigore il disco orario per 2 ore. Un provvedimento che suona come un segnale di accoglienza e ospitalità da parte del Comune, ma che suscita anche qualche perplessità nella Confesercenti. Maurizio Franceschi, direttore regionale dell'associazione di categoria, teme che i più approfitteranno per tenere l'auto tutto il giorno. Intanto i commercianti, alle prese con la concorrenza di centri commerciali, stanno cercando di pubblicizzare l'iniziativa promuovendo anche il servizio navetta gratuito tra il parcheggio scambiatore di via Santa Maria dei Battuti e il municipio. E anche a Chioggia il Comune liberalizza le zone blu del centro, accogliendo la richiesta dell'Ascom Confcommercio. La liberalizzazione riguarderà il periodo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio. A Venezia invece arriva il disco orario per le barche da trasporto. La sosta a tempo per un massimo di 30 minuti entrerà in vigore dal 15 dicembre e varrà negli orari d'ufficio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il provvedimento è stato deciso, ha spiegato l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Ugo Bergamo, per regolamentare il carico e lo scarico delle merci e per limitare i costi per le aziende di trasporto, dato che non sarà più necessario che un dipendente resti a bordo della barca mentre l'altro è impegnato a scaricare. Questo è stato il commento dell'assessore. E intanto rimaniamo a Venezia, dove sono state annunciate le date dell'intervento di restauro sul ponte di Rialto, che sarà sponsorizzato da Renzo Rosso, patron della Diesel. I lavori si concluderanno nel 2015 e dovrebbero iniziare a metà 2014. Rosso, che ha stanziato 5 milioni per l'intervento, ha comunicato che qualora i lavori richiedessero meno denaro di quanto stanziato, i fondi rimasti rimarranno a disposizione della città. Rosso si garantisce così una maxi pubblicità con vista sul Canal Grande e su una delle immagini da cartolina più note al mondo. E ora torniamo a parlare del Natale, un'ampia pagina dedicata alle numerose iniziative natalizie in programma nel prossimo fine settimana. Vediamo le proposte su Venezia. Mozart, Rossini e Bach per aiutare i malati e la ricerca. Si terrà lunedì 17 dicembre alle 20:30 nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia il tradizionale concerto di beneficenza per l'AIL, l'associazione contro leucemie, linfomi e mieloma. Protagonisti il contralto Sara Mingardo e il basso baritono Lorenzo Regazzo. Voci bellissime e anche sensibilissime, visto che come gli altri partecipanti, dal violinista Piero Toso al direttore d'orchestra e medico Mirko Schipilliti, tutti i musicisti si esibiscono gratuitamente. Questo permetterà di devolvere l'intero incasso della serata all'AIL di Venezia.
L'obiettivo dell'evento non è comunque solo quello di raccogliere fondi per la ricerca nel campo delle patologie del sangue. È importante soprattutto sensibilizzare il pubblico sulla lotta a queste difficili malattie e sul ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato. L'ingresso è ad offerta libera, di certo le sublimi arie mozartiane e rossiniane, da così fan tutte all'italiana in Algeri, commuoveranno gli animi e muoveranno al dono. E chi non potrà partecipare al concerto di San Giovanni Evangelista potrà comunque aiutare l'AIL con le stelle di Natale. Ancora per tutto il fine settimana, e cioè fino a domenica 16 dicembre, il gazebo a Rialto in campo San Bartolomeo distribuirà le piante in cambio di una piccola offerta, un gesto di solidarietà che darà più gioia alla nostra festa. E ora andiamo in terraferma, tanti eventi natalizi e una colonna sonora che rende il clima ancora più suggestivo. Non importa se fuori piove, i soldi scarseggiano e c'è anche una montagna di roba da stirare. Le donne hanno sempre più voglia di cantare. In Veneto la componente femminile all'interno delle formazioni vocali è in continua crescita, così come secondo i dati dell'ASAC, Associazione per lo sviluppo delle attività corali, sono sempre più numerosi i cori di sole donne, tanto che si stanno avvicinando alla quota dei cori maschili, che sono in tutto un'ottantina. In questo vivace scenario musicale si distingue per raffinatezza di repertorio e di arrangiamenti il gruppo vocale femminile Eufonia di Mestre, che proprio quest'anno sta festeggiando i 10 anni di attività. Il periodo natalizio è il momento giusto per andare ad ascoltarlo, come ci suggerisce il presidente del coro Franco Costola. Siamo ancora nell'anno del 10° anniversario di fondazione del coro, che abbiamo festeggiato lo scorso mese con un bel concerto a Mestre, e quindi vogliamo offrire un trittico di concerti di Natale. Il primo appuntamento sarà sabato 15 alle ore 20:45 nella parrocchia di Sant'Antonino a Treviso, dove il coro si esibirà da solo con un programma di brani spiritual e brani natalizi. Poi si proseguirà il giorno dopo, domenica 16 alle ore 18, nella parrocchia di San Martino a Campalto, in un concerto che è stato promosso dall'ASAC assieme al coro parrocchiale Amici in Coro. E concluderemo venerdì 21 alle ore 20:45 nella parrocchia di San Giorgio a Marcon, assieme questa volta a 2 cori, la corale Ad Maiore Dei Glorie di Frescada Marcon e la Schola Cantorum di Concio Zerman. Quale sarà il repertorio proposto? Il repertorio, come ho detto prima, verterà principalmente su brani spiritual e natalizi, che sarà naturalmente più ampio, più completo nel primo concerto, visto che saranno da sole, e un po' più ridotto negli altri 2, visto che sarà assieme ad altri cori. Abbiamo detto che il coro Eufonia sta festeggiando il 10° anniversario della fondazione. Ecco, ma 10 anni sono tanti o pochi per un coro? Ma diciamo che possono essere pochi, così se lo rapportiamo al tempo, allo spazio, però essendo anche un coro tipicamente femminile possono essere anche tanti, perché diciamo che non è facile portare avanti questa attività proprio così di un coro solo diciamo di un sesso, ecco. E il gruppo Eufonia, diretto da Elda Schiesari, è testimone anche di un fenomeno positivo che stanno vivendo alcuni cori, quello cioè di una sensibile partecipazione giovanile. Merito forse anche di alcuni generi particolarmente accattivanti, come il gospel, il pop o il klezmer. È così che tra queste moderne seguaci della musa Euterpe troviamo anche fresche voci juniores. Buon segno, anzi buon suono. E c'è
c'è spazio in questo Natale anche per la solidarietà. Se avete cellulari che non usate più, il centro commerciale Vale Center raccoglie i telefonini usati, che saranno devoluti per donare regali natalizi ai bambini del reparto di pediatria dell'ospedale di Mestre, tramite l'associazione Gli Amici di Federico. Non occorre che siano funzionanti. L'iniziativa ha anche l'obiettivo di ridurre la dispersione di sostanze tossiche e di tutelare l'ambiente circostante. E ora una notizia di cronaca nera, nello zoom del Gazzettino che vedrete tra un po', parleremo anche del vertice che è stato ottenuto per l'aumento dei furti. Ebbene, i carabinieri di Mestre sono riusciti a trovare a Campalto una vera e propria base logistica di un gruppo di ladri. In questa base logistica c'era merce rubata, ricettata e stoccata in maniera approssimativa. L'hanno scoperta i militari della stazione dei carabinieri di Mestre, che da circa 2 settimane avevano ricevuto numerose segnalazioni di furti e ieri pomeriggio l'ultimo decisivo riscontro con la constatazione della presenza sull'obiettivo di una coppia di soggetti che stava scaricando alcuni pacchi da una macchina familiare per stoccare il materiale più svariato in un garage. Nel garage sono state rinvenute addirittura motociclette, taniche di carburante, pneumatici montati su cerchi, arnesi ed utensili tecnici e ancora confezioni e ancora martelli, cesoie e catene da motosega, profumi, rasoi, liquori, insomma davvero un grande magazzino. Ora sono stati fermati 2 romeni, uno di 44 anni e un altro di 23 anni. E ora una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Il Collegio Salesiano Astori invita tutti i genitori e i ragazzi a Scuola Aperta, un programma di incontri per conoscere da vicino l'istituto. Sabato 15 dicembre, l'Astori apre le porte per il liceo classico, scientifico, linguistico, l'istituto tecnico-tecnologico e tecnico-economico. Il Collegio Salesiano Astori è in via Marconi 22 a Mogliano Veneto. Per conoscere gli orari, visita il sito www.astori.it. Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosato 115, fronte Auchan, e a Rovigo, viale Porta Po 185, fronte La Fattoria. La consueta rubrica del venerdì, lo zoom del Gazzettino. Sono andata negli studi di Radio Venezia per commentare assieme a Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino di Venezia, le notizie più importanti della settimana. Siamo negli studi di Radio Venezia per la consueta rubrica del venerdì, lo zoom del Gazzettino. È accanto a me Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino di Venezia, ormai è un volto noto per il nostro telegiornale. Allora, gli argomenti della appartamenti, 25 soltanto in via Piave, e forse la possibilità finalmente di una rinascita per la via, no? Sì, speriamo che sia questo il momento della rinascita di via Piave, una via
bistrattata che aveva conosciuto un degrado, ahimè, profondo negli ultimi anni, anche proprio grazie purtroppo alle attività del malaffare che si erano sviluppate attorno a questa strada, legate per esempio alla prostituzione, insomma, e alle cattive frequentazioni che portava questa strada. Sono 20 milioni di euro addirittura complessivamente sequestrati tra i beni immobili a Pan. Tra l'altro completamente sconosciuti al fisco. Sì, anche questo è un altro dato, e il fisco è giustamente andato a mettergli sulle costole la Guardia di Finanza, che chi meglio della finanza in questi casi può indagare sui conti. Fra l'altro è stata un'indagine, diciamo, vecchio stile, no? Stile Serpico, è partita un anno fa con un agente infiltrato che in breve tempo è riuscito a conquistarsi la fiducia di Pan, è arrivato ad essere il suo consulente, diciamo così, finanziario, il contabile, diciamo così, insomma ha messo le mani sui soldi, sulla cassa, diciamo così, di questa organizzazione criminale, e fino ad arrivare, insomma, a sgominarla con l'operazione che abbiamo visto ieri, insomma. Ecco, quello che impressiona è che Pan ha sostituito completamente un'attività, una vita economica e sociale sana che c'era in Via Piave, con questi negozi che ha acquistato, dove ha inserito questi centri massaggio dove in realtà si faceva prostituzione, nei bar e nei ristoranti il gioco d'azzardo, in più molto del denaro che ha utilizzato per acquistare questi beni venivano proprio dallo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Quindi voglio dire, è un modello che poi anche stava cercando di espandere un po' in tutto il Veneto. Quindi una ricchezza che in realtà è servita soltanto a distruggere e non a ricostruire. Beh sì, difficilmente poi le imprese criminali riescono anche a costruire qualcosa, no? In questo senso. Sì, era molto radicata, molto ramificata, fra l'altro con la complicità, l'abbiamo vista, insomma, anche di italiani, no? Cioè era dal punto di vista del contabile, insomma, a San Donà, con uno studio che produceva gli statini, paga fasulli per far vedere che le persone che arrivavano, gli immigrati clandestini che arrivavano qua cinesi, avevano un posto di lavoro che in realtà non avevano, con un'agenzia immobiliare a Cavarzere che affittava fittiziamente gli appartamenti a sempre a questi immigrati clandestini per dimostrare che avevano la residenza che evidentemente non avevano. Tutta manodopera che poi sappiamo finiva in questi finti, insomma, diciamo così, centri estetici o centri massaggi, dove in realtà, o anche nei tomaifici della Riviera del Brenta. Ecco, diciamo che sono uomini, migliaia, sì. E sono tutti clandestini, quindi anche qui si riaprirà per loro una questione, bisognerà vedere se possono rimanere o meno questi adesso, no? Senti, cambiamo argomento, questa settimana si è parlato anche delle vendite delle azioni Save, e dopo un balletto, no, del Comune di Venezia che non voleva perdere il controllo dell'aeroporto, diciamo. No, non lo perdo, però insomma è costretto in qualche modo a perderlo se andrà in porto la vendita. Il Comune è passato in pochi giorni dal compriamoci le azioni che mette in vendita alla provincia per rafforzare la nostra presenza, al no, scusate, dobbiamo non solo non possiamo comprarle, ma dobbiamo vendere pure le nostre, questo per stare dentro i parametri del patto di stabilità, che sono piuttosto stringenti. Però il sindaco non vuole rinunciare, quindi sta preoccupandosi di trovare degli enti che potrebbero essere interessati a controllare l'aeroporto e non a rivendere a Marchi, perché Marchi da aprile in poi cercherà di trovare queste quote, queste azioni in giro nel mercato. Sì, no? perché anche lui a sua volta rischia di non avere più la maggioranza se cambiasse l'assetto societario con la vendita delle quote. Ricordiamo che la provincia ha già venduto un terzo delle sue, e circa il 3% del 12 che ha, per cui Venezia ha messo in vendita il suo 14%, con un fluttuante quindi abbastanza ampio dell'azionariato, e questo rischia di scombinare le carte poi, no? E quindi sta muovendosi Orsoni, come dicevi tu, un po' con le banche, con Unicredit in particolare e con Generali, insomma, per stringere, non si sa, magari un accordo futuro che possa portare di nuovo Venezia a controllare comunque l'aeroporto, o comunque a non uscire, perché ricordiamo che comunque il Comune cercherà con altre alienazioni di rientrare nel patto di stabilità e quindi per avere la possibilità di fare marcia indietro sulla vendita delle quote Save, insomma. Senti, altro argomento, vertice sulla sicurezza per il San Donatese e Porto Gruarese, perché sono aumentati i furti negli appartamenti. Sì, abbiamo avuto sentore proprio di una recrudescenza della criminalità, insomma, abbiamo avuto episodi a catena, insomma, 2-3 per giorno, insomma, nella zona fra San Donà, Venta, Musile, Fossalta, insomma, tanto che il sindaco di Fossalta ha chiesto, insomma, addirittura le ronde, perché insomma non ne poteva più
da questo continuo assalto della criminalità. Effettivamente c'è qualcosa che evidentemente insomma, si è mosso in quell'area. Quindi arriveranno nuovi rinforzi. E su cui si è mosso prontamente il prefetto, ha convocato questo vertice, ha garantito maggior presenza di forze dell'ordine, verrà impiegato il battaglione dei carabinieri di Mestre e verranno usate anche forze che arriveranno da fuori. Fuori. Senti, altro argomento, c'è stata una mattinata di passione per i pendolari a causa della manifestazione dei dipendenti della Pilkington che temono la perdita del posto di lavoro. Sì, mattinata che insomma, ha provocato parecchi disagi, insomma, chi doveva recarsi a Venezia, tutta la mattina il ponte è stato bloccato, quindi disagi soprattutto per i pendolari che tra l'altro non possono sfruttare un piano B perché il comune, sembra strano, ma non ha un piano che possa in qualche modo scattare nel momento in cui viene occupato il ponte per una manifestazione, insomma. La speranza è che da quello che è emerso nell'ultimo vertice a Roma al Ministero, che almeno la manifestazione o comunque la protesta sia servita quantomeno a far recidere la Pilkington a proposito di licenziare questi 185 lavoratori. Soprattutto di non chiudere il forno, perché se poi verrà costruita la torre di Pierre Cardin, l'ha detto anche il nipote, potrebbe essere usata proprio la Pilkington per costruire queste lastre che pare che siano necessarie per coprire 180.000 metri quadrati di superficie. Quindi... Sì, parlava poi di 185 metri quadrati di vetri oscurati che erano usati per la torre, quindi diceva, avremo il produttore qui sotto casa, quindi meglio di lui, insomma, ecco. Speriamo che si possa realizzare questo progetto. Insomma. Va bene, grazie Marco per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito e noi ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a voi, alla prossima. Anche oggi è stata una giornata di gelo, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi 3 giorni. Nuova perturbazione occidentale con piogge sparse. Da domenica tempo più stabile. Sabato 15 dicembre. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse in esaurimento nel corso della giornata. Vento da ovest, mare da mosso a molto mosso. Domenica 16 dicembre. Nubi basse, foschie e nebbie. In parziale dissolvimento. Non piove. Minime in lieve calo, massime stazionarie. Mare poco mosso. Lunedì 17 dicembre, nuvoloso con schiarite alternate ad annuvolamenti, nebbia nelle ore più fredde, valori compresi fra i 5 e i 7 gradi. Martedì 18 dicembre, cielo molto nuvoloso o coperto con minime in lieve calo ma sopra lo zero. La marea di sabato 15 dicembre è sostenuta, la massima alle 11:10 1 metro, la minima alle 18 meno 10 centimetri. Bene, con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, grazie per averci scelti, buon proseguimento, buon fine settimana e buona serata.